Umma, c'era bello che Giusino ci ha e ci ha pieno. Nuovo esilarante appuntamento con il teatro venerdì 5 e domenica 7 giugno prossimi a Favara con la commedia dialettale brillante Basta che sia validità. Basta che sia validità, portata in scena dall'associazione teatrale Ragazzi di Oggi. 12 i personaggi protagonisti del testo in 3 atti, riadattato da Andrea Fanara e Fabio Ceresi. La regia è di Giovanna Crapanzano. Una commedia sicuramente sconsigliata a chi non ha voglia di ridere. Noi ieri sera abbiamo assistito alle prove di Basta che sia validità e vi possiamo assicurare che di risate i bravi attori dell'associazione ve ne dispenseranno tante. Di questi tempi concedersi una serata in allegria fa sicuramente bene, quindi perché non approfittarne? Appuntamento quindi a venerdì 5 e domenica 7 giugno prossimi alle ore 20:30 al Teatro del Boccone del Povero di Favara. La commedia sarà all'aperto. La prevendita dei biglietti nei soliti punti vendita è al botteghino. È una commedia teatrale brillante in 3 atti, riadattata da me e da Fabio Ceresi con la regia di Giovanna Crapanzano. È una commedia divertentissima, un fofò capo di famiglia nulla facente, insieme alla moglie Rosalia cercano di prendere tra virgolette questa pensione di invalidità con l'aiuto del compare Ciccio e della comare Teresa Dopo. Parlano con un falso dottore e qui si mettono d'accordo tramite il regalo ovviamente e tante altre cose per far dare questa pensione al marito. Ridere, divertirsi e stare in compagnia una serata. E per i biglietti? Allora, per i biglietti basta andare Cartolibreria Crapanzano Giovanna, via Angelo Poliziano 12, Tabacchi Ceresi, via Agrigento, Tabacchi Pinelli, corso Vittorio Veneto e Cartolibreria Pecoraro, via Vittorio Emanuele. Vi aspettiamo!